Colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità. Dopo la festa si entra nella seconda fase, quella operativa. C'è da mettere nero su bianco come questo territorio sarà tutelato, reso accessibile ai visitatori, valorizzato. Un piano di gestione che dovremo presentare nei prossimi 120 giorni e quindi una bella messa in rete con tutte le amministrazioni e soprattutto arriveranno un sacco di turisti. Pensi solo che le Langhe ne hanno 1,5 milioni all'anno, quindi qui ne faremo molti di più. L'idea che ho voluto portare io a UNESCO è quella dell'albergo diffuso, quindi utilizzare tutti i casolari, tutte le piccole realtà sparse nei vigneti e nelle colline che dovranno essere rivalutate, rivitalizzate a fini turistici. E questo, la vera sfida è questa. Per Zaia la zona del Conegliano Valdobbiadene, sito UNESCO, porterà nuove opportunità sul fronte dell'occupazione. Strepitose, visto considerato che avremo necessità di guide, avremo necessità di chi fa formazione, avremo necessità di posti letto, avremo necessità di ristorazione. Insomma, è un nuovo fenomeno, un nuovo rinascimento per le nostre colline, ma per il Veneto in generale. A chi ripete che alla monocoltura del Prosecco è legato anche l'inquinamento del territorio, il governatore replica così. Che prima a parlare della chimica zero in agricoltura sono stato io nel 2008-2009, che protesta giusta sul posto sbagliato, perché prima di tutto Prosecco in generale si è posto delle limitazioni che altre regioni viticole non hanno. E dall'altro voglio ricordare che la core zone, cioè la zona a patrimonio dell'umanità, è una zona che ha quei vigneti da oltre 200 anni, è una zona che per il 70% ha boschi, quindi almeno bisognerebbe informarsi anche un po' prima. Cartellonistica, osservatori panoramici, censimento dei casolari ed è solo l'inizio. Di fronte il territorio ha un grosso lavoro da fare. Noi sindaci dobbiamo dedicarci il tempo per confrontarci, perché stiamo sviluppando delle belle realtà che, se ci confrontiamo, sicuramente possiamo costruire qualcosa di importante assieme. Ovviamente ci vuole una regia forte che noi vorremmo che continuasse con la regione. La sfida che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni sarà questa: trasformare il nostro territorio anche da un punto di vista dell'accoglienza, mantenendo le caratteristiche e le prerogative naturalistiche da un lato, ma dall'altro creando delle forme ricettive diffuse sul territorio che permettano ai turisti di trovare un luogo dove possano essere coccolati e godersi le nostre meravigliose colline.